we get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Nuova puntata di Chiacchiere e Caffè, ben ritrovati, ancora buon Natale anche da parte mia, ormai a qualche giorno dalle festività, attendiamo ora naturalmente Capodanno, l'inizio del 2013 di questo nuovo anno, ma Chiacchiere e Caffè continua a farvi compagnia in versione natalizia con molti argomenti e in queste puntate speciali dedicate al Natale anche con molte rubriche. Intanto saluto subito le prime ospiti di questa puntata che sono Silvia Crafa. Benvenuta Silvia, e Alessandra Zuin, buongiorno, benvenute, e rispettivamente presidente di Vides Veneto e volontaria e coordinatrice dei progetti dell'associazione Vides, associazione di volontariato internazionale Donna, Educazione e Sviluppo. È una realtà presente a livello regionale, nazionale e internazionale. Allora Silvia, io ti chiederei subito intanto di farci una fotografia di Vides in generale e poi di Vides regionale, quindi del Vides Veneto. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito. Sì, Vides sta per Volontariato Internazionale Donna, Educazione e Sviluppo. Quest'anno compiamo 25 anni come associazione internazionale. È un'associazione promossa dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, le Salesiane di Don Bosco, e come scopo si propone il Vides innanzitutto la difesa dei diritti umani, con un'attenzione particolare al diritto all'educazione e un occhio speciale alla donna. Ma molto importante è la promozione del volontariato e la creazione di spazi per il protagonismo dei giovani. I giovani sono veramente il cuore e il centro del Vides, giovani come cittadini attivi e cittadini responsabili. Questa è l'idea del Vides. Il volontariato promosso è un volontariato sia locale che internazionale. Del volontariato internazionale si occupa appunto la parte internazionale dell'associazione. Noi come delegazione veneta ci occupiamo di promuovere il volontariato dei giovani sul nostro territorio. In particolare le nostre attività sono legate a un'esigenza legata appunto alle nostre zone, che soprattutto che riguarda l'accoglienza e il dialogo interculturale. Queste sono il centro delle nostre attività. Noi diamo ai giovani la possibilità di sperimentare l'intercultura, forniamo loro della formazione su questi argomenti e la possibilità di partecipare a quelli che noi chiamiamo laboratori di umanità, in cui i giovani volontari sono a contatto con delle persone straniere che si rivolgono a noi soprattutto per imparare l'italiano e per diciamo, inserirsi nel territorio in cui arrivano e vengono accolti. E quindi questo mix di italiani e stranieri si sta dimostrando come un'occasione per mettere alla prova il proprio cuore e la propria cittadinanza attiva. Insomma, è un'interculturalità che tra l'altro vivono quotidianamente ormai in classe, in realtà anche nel loro tempo libero, nel loro mondo dello sport, del volontariato appunto. Quindi è magari un cercare di veicolare queste esperienze in maniera più intelligente, forse anche più arricchente, no? Esatto, sì, si tratta di sfruttare diciamo, l'aspetto positivo delle diversità che sono presenti qui accanto a noi. Molto spesso sono giovani che hanno appunto in classe dei compagni stranieri o comunque siamo tutti a contatto con persone arrivate in Italia. E d'altra parte stiamo anche cominciando un periodo in cui sono gli italiani che ripartono per l'estero, ci sono tanti giovani che vanno a cercare o a studiare, cercare lavoro fuori, quindi l'interculturalità non è solo per le persone che arrivano qui, ma è per diventare dei cittadini del mondo, formati a essere cittadini del mondo. Certo, tra l'altro vedremo tra poco anche con Alessandra i molti progetti che avete anche a livello internazionale. Silvia, ti chiedo da quanto esiste Vides in Veneto, da quanto siete presenti nel territorio? Il Vides in Veneto è presente dal 1995. Quindi ormai è un'esperienza consolidata. Consolidata, esatto, sì. E si appoggia a questa organizzazione Vides internazionale che è presente in 40 paesi del mondo, chiaramente si appoggia alle missioni salesiane presenti nel mondo. C'è anche un ufficio dei diritti umani perché il Vides è un ONG con statuto consultivo
consultivo presso il Consiglio dei diritti umani di Ginevra, perché c'è una volontà di dare valore, di valorizzare anche a livello istituzionale l'operato di questi volontari che lavorano in tutto il mondo. Certo, tra l'altro abbiamo celebrato da poco la giornata internazionale dei diritti dell'uomo e quindi siete assolutamente in tema in questo periodo per riscoprire e tutelare soprattutto i diritti che spesso non sono conosciuti a volte e sono spesso violati purtroppo. Esiste un video che è anche molto lungo e articolato, quindi noi vi invitiamo ad entrare anche nel sito videsveneto.org. Noi abbiamo estratto qualche istante che presenta un po' la realtà regionale, la nostra realtà veneta, allora lo vediamo insieme e poi magari lo commentiamo sempre con Silvia. Il Vides Veneto opera a Padova dal 1995, quando le figlie di Maria Ausiliatrice colsero i molti bisogni dei giovani del territorio e coinvolsero i primi volontari nelle attività educative. Una porta aperta, un volto che si illumina al tuo arrivo, braccia aperte per accoglierti, aiutarti e anche fare festa con te. Alle povertà giovanili di fine millennio si aggiungono oggi quelle delle migliaia di nuovi poveri che dal sud del mondo e dall'est Europa arrivano in cerca di lavoro. Sono spesso giovanissimi e sprovvisti di tutto, se non della loro allegria e ricchezza culturale. Oggi, oltre un centinaio di volontari, collaboratori e simpatizzanti affianca le suore nel portare avanti i molti progetti avviati a Padova e in altre sedi, educando ad una cultura della condivisione e della partecipazione e collaborando attivamente con le istituzioni locali. Io non faccio delle attività a contatto con le persone che vengono qui al Vides, ma mi occupo dell'aspetto organizzativo. Quindi cerco di controllare che la burocrazia vada avanti regolarmente e che le attività che programmiamo possano continuare in modo efficace anche nel futuro. Una cosa che mi ha colpito e mi ha emozionato è stato la settimana scorsa, quando appunto come Presidente ho dovuto convalidare. Ecco, non scopriremo che cosa ti ha emozionato, che cos'era che ti aveva emozionato in realtà. Mettere una firma è stranissimo, però solo mettere una firma sotto l'elenco di 800 bambini che grazie alla mia firma hanno potuto ricevere un finanziamento molto grosso, grazie anche alla Regione Veneto, è stato emozionante anche firmare. Siamo rientrati perché insomma Silvia ce l'abbiamo fisicamente qui, magari se riusciamo a vedere qualche altra immagine poi di Vides Veneto la mettiamo mentre chiacchieriamo. Volontari, dicevamo che mentre guardavamo il video, un centinaio al momento, Silvia. Sì, un centinaio di volontari. L'attività principale con il contributo del Comune di Padova sono i corsi di alfabetizzazione. Alessandra è responsabile e coordinatrice di questi corsi. E allora passiamo la parola a te, Alessandra. Molti corsi, prima mentre ci preparavamo dicevamo anche corsi in realtà vicine e in realtà un po' più lontane. Nel senso che abbiamo dei progetti, abbiamo diviso questi progetti in missioni vicine, le chiamiamo missioni lontane. Tra le missioni vicine ci sono esatto, sono quelle che praticamente si svolgono in città. Certo. E quindi c'è il corso di alfabetizzazione che inizia a fine settembre e dura fino alla metà di giugno e l'anno scorso è stato frequentato da 450 ragazzi circa, ragazzi e ragazze e praticamente questi ragazzi provengono da 55 paesi. Abbiamo anche una percentuale abbastanza buona di rifugiati politici perché siamo in collaborazione con delle associazioni e il Comune di Padova che appunto ce li mandano, ce li indirizzano a noi. E in questo caso uno come può contribuire? O venendo a fare l'insegnante di lingua italiana come volontario, difatti la donazione più bella e più caratteristica del Vides è quella di poter donare 2 ore del proprio tempo. Che è un po' anche la campagna che avete lanciato qui in Avvento, anche per questo un po' vi avevamo addocchiato e chiamato anche per i molti progetti che fate. Esatto. Quindi si possono donare queste 2 ore. Sì, 2 ore del proprio tempo alla settimana per poter partecipare, prestare la propria opera ad uno dei nostri progetti. E tra i nostri progetti appunto che rientra vicino a quello dell'alfabetizzazione c'è quello dello sportello dove diamo praticamente delle informazioni sia alle persone straniere ma anche agli italiani che hanno bisogno, non so, di indirizzi circa la sanità oppure l'amministrazione o la questura o come fare il permesso di soggiorno e inoltre anche li aiutiamo nella ricerca del lavoro.
dando degli indirizzi naturalmente su dove si possono rivolgere e anche aiutandoli nella stesura del curriculum. Certo, queste sono un po' le missioni vicine. Diciamo quelle più vicine, c'è anche il teatro sociale appunto al quale possono sempre partecipare sia gli stranieri ma anche gli italiani, certo. E poi anche per le famiglie che non riescono a sostenere le spese alimentari della settimana, chi vuole può fare una donazione che si tratta di 10 euro, certo. sia alle famiglie straniere che a quelle per italiane. contribuire a fare certo. la spesa. Insomma. E poi invece ci sono i progetti che noi chiamiamo lontani perché appunto siamo a livello internazionale, certo. Si tratta di volontariato ricordaci. a livello internazionale, perché bisogna ricordare che il Vides ha anche un corso di formazione, prepara al volontariato internazionale. Per esempio io nel 2008 sono stata a Damasco ad insegnare italiano per circa 2 mesi presso le figlie di Maria Ausiliatrice, e lì ho avuto il piacere di conoscere la scuola di cucito diretta e gestita da Suor Cecilia Bicego. Che è una scuola che sostenete voi. Che noi sosteniamo, esatto. Voi. La donazione è praticamente molto piccola, si tratta di donare 20 euro per una donna siriana affinché possa appunto frequentare la scuola e costruirsi un futuro. Certo. La scuola inizia ad ottobre, termina a giugno e in genere quasi ogni anno, adesso dipende per la situazione politica che si è venuta a creare, comunque i diplomi vengono consegnati a fine giugno personalmente dall'ambasciatore italiano e dalla moglie. Certo. Silvia, questa è la panoramica dei progetti, so che il tempo è pochissimo in realtà, quindi vi faccio dire le cose più concentrate, poi magari rimandiamo anche al vostro sito se qualcuno è interessato certo. e vuole approfondire. Quindi progetti di missioni vicine, progetti di missioni lontane, si può contribuire donando dei soldi, che abbiamo sentito essere molto simbolici quasi, direi. Ci terrei a precisare che la donazione più bassa è di 5 euro, quella più alta di 20. Dipende quello di limitare dipende a 20 dal euro progetto. come stile, Silvia? Sì, come... un po' per dare molta concretezza, capire con quei soldi che cosa si fa, c'è qualcosa di molto semplice ma molto concreto. E un po' perché funziona anche secondo me come modo per avvicinare i bambini alla solidarietà, è un modo per spiegare ai bambini: guarda, con 5 euro compri una coperta che riscalda un altro bambino che sta in un paese molto lontano e diverso dal tuo. Con 20 euro dai un paio di scarpe a un bambino che non ha le scarpe, quindi è un modo per spiegare anche la solidarietà. Certo, e per spiegare magari anche quanto in realtà hanno loro e quanto hanno a disposizione, insomma, ecco già, esatto. rispetto agli altri. E la proposta che avete lanciato un po' durante l'avvento d'amore, l'avete chiamato, è proprio quella di invitare quindi a donare il tempo anche, no? L'avvento è un tempo di attesa, bene, doniamo queste 2 ore settimanali per contribuire ai progetti che avete. Dei progetti. Sì, esatto, c'è da dire che ormai l'avvento è passato, però certo, è la provocazione. Hai ragione, infatti è lanciato durante l'avvento. Esatto, è lanciato, però ma non per finire con esatto. l'avvento, esatto. In realtà è una provocazione, è una raccolta fondi chiaramente, ma è soprattutto una provocazione alla solidarietà, al vedere il volontariato come un'opportunità per se stessi, in particolare per i giovani, ma per tutti, quindi è un'opportunità che vogliamo lanciare. Certo. Silvia o Alessandra, mi incuriosiva anche Prova il cuore in 10 mosse, che è un'attività che fate con i gruppi, che proponete ai gruppi di ragazzi, che cos'è esattamente? Sì, è un'attività speciale per i ragazzi delle scuole, cerchiamo di collaborare con Quindi le scuole. Voi entrate proprio nella scuola e collaborate con gli istituti scolastici, che sono sia salesiani che non. Che non, assolutamente, esatto, chiaramente gli istituti salesiani sono più vicini a noi, ma per comodità chilometrica è aperto chiaramente a tutti. E l'idea è quella di spingere i ragazzi a capire loro stessi quali sono i bisogni del territorio in cui loro abitano, quindi far aprire loro gli occhi e passare a loro la palla, insomma, dare a loro uno spazio di protagonisti volontari, chiaramente accompagnandoli in questa attività con l'esperienza formativa del Vides. Silvia è la presidente, però a te Alessandra chiederei che cosa ti sta dando Vides personalmente. Beh, a me ha sempre anche per invitare chi ci sta ascoltando. A me ha sempre dato molto. Perché c'è proprio il fatto di dare, ma anche ricevi soprattutto tanto da queste persone. Alla fine nasce anche un'amicizia, c'è gente che frequenta i corsi di alfabetizzazione da anni, anche quando sono stata a Damasco, ormai sono passati 4 anni, però ancora mi scrivono, con le suore anche di Damasco siamo sempre in contatto, quindi
un'esperienza che ricevere, arricchisce, insomma, che arricchisce. è formativa. Sì. E poi insomma l'interculturalità è un po' alla base Certo. del futuro, no? Dei nostri Esatto. territori e dei nostri ragazzi soprattutto. Silvia, il nostro tempo si sta esaurendo, invita quantomeno ad approfondire, ecco, chi ci Certo. sta ascoltando e seguendo ad Il Vides approfondire. è aperto a tutti, giovani di tutte le età, chiunque, le porte del Vides sono aperte a tutti, appunto, l'entrata, il sito www.videsveneto.org, da lì trovate tutti i nostri contatti, ma l'invito è venirci a trovare personalmente, perché chiaramente vedere e sperimentare il Vides è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Grazie Silvia, Grazie grazie a voi. Alessandra, buon proseguimento e anche buone feste, buon inizio di 2013. Videsveneto.org li trovate anche con una pagina Facebook se volete, cercateli, insomma approfondite. Noi siamo appunto al momento di una prima rubrica e in questa prima parte ci raccontiamo, anzi vi raccontiamo, ci facciamo raccontare da Margherita Stevanato una favola di Astrid Lindgren, La notte nella stalla, ce l'ascoltiamo insieme. C'era una volta un bambino, seduto in braccio alla sua mamma. Il bambino voleva ascoltare la storia del Natale. Allora la mamma gli raccontò del Natale nella stalla. Era la storia di un Natale di tanti anni fa, in un paese lontano, ma il bambino immaginò che tutto fosse accaduto proprio nella stalla vicino a casa sua. Ecco che cosa raccontò la mamma. Era una notte di tanti anni fa. 2 viandanti, un uomo e una donna, avanzavano nell'oscurità. Avevano camminato a lungo ed erano stanchi. Avevano bisogno di dormire, ma non sapevano dove. Le luci delle case erano spente, tutti dormivano e non c'era nessuno che si preoccupasse dei viandanti in cammino. Era una notte fredda e buia, una notte senza stelle. Finalmente i 2 viandanti videro una piccola stalla. L'uomo aprì leggermente la porta e fece luce con la lanterna. Forse c'erano degli animali lì dentro. Lo speravano, perché dove ci sono gli animali c'è calore e i 2 viandanti avevano bisogno di scaldarsi e di riposare. Sì, la stalla era abitata da animali. Erano addormentati, ma allo schiudersi della porta si svegliarono e si accorsero che i 2 viandanti stavano entrando e davanti a loro videro la donna illuminata dalla lanterna. Non sapevano però per quale motivo quella donna si trovasse lì a quell'ora nella loro stalla, o forse compresero che la donna doveva essere infreddolita, affamata e affaticata. Forse se ne rese conto il cavallo quando lei, per scaldare le mani intirizzite, le infilò sotto la sua criniera. Forse se ne rese conto la mucca, quando la donna la munse e beve il suo buon latte caldo. Forse anche le pecore lo capirono, perché quando la donna si distese sulla paglia per dormire, le si raccolsero intorno per scaldarla. Così la notte scese silenziosa sulla stalla e su tutti quelli che si trovavano lì dentro. Improvvisamente, mentre la notte si manifestava in tutta la sua oscurità, si udì nel silenzio il pianto di un bambino appena nato e in quello stesso istante si accesero tutte le stelle del firmamento. Una delle stelle era più grande e splendeva più nitidamente. Si trovava esattamente sopra la stalla e brillava di una luce fulgida. Proprio quella notte alcuni pastori stavano riportando all'ovile le pecore, che erano rimaste fuori a pascolare fino a tarda sera, nonostante fosse già inverno. I pastori scorsero la stella brillare sopra la stalla. Videro che tutto il cielo splendeva di una gran luce. «Come mai c'è una stella che brilla sopra la nostra stalla?» si chiesero i pastori. «Venite, andiamo a vedere cos'è successo!» E si affrettarono verso la stalla sui sentieri innevati, seguiti da pecore e agnellini. Arrivati alla stalla, vi trovarono un bambino appena nato in braccio alla madre. «La stella brilla per questo bambino!» esclamarono i pastori.
Non era mai successo prima che un bimbo venisse al mondo nella nostra stalla. Ora il bambino aveva bisogno di dormire e nella stalla non c'erano né culla né letto. C'era solo una mangiatoia. La madre vi adagiò il bambino. Il cavallo osservava la scena, immobile. Forse riusciva a comprendere che quel bimbo aveva bisogno della sua mangiatoia per dormire. Così la notte passò. Il bambino dormì nella mangiatoia, mentre gli animali e i pastori lo contemplavano in silenzio tutti intorno. C'era una gran pace e sulla vecchia stalla brillava la stella di Natale. Sì, perché tutto questo accadde in una notte di Natale. Una notte di Natale di tanti anni fa. La prima notte di Natale. Bentornati a Chiacchiere e Caffè, versione natalizia, dopo aver parlato di Vides Veneto e averci anche ascoltato una bella favola natalizia, siamo tornati nella seconda parte. Adesso parleremo di una cosa tipica di questo periodo del presepe. Lo facciamo con Carlo Stramare e Mario Verri dell'Associazione Parrocchiale Amici del Presepe di Segusino. Ben arrivati. Grazie Elena. Grazie. Ciao Carlo, ciao Mario, ben arrivati. Con voi parleremo, finalmente parlo di presepi, perché io non ne ho mai parlato in queste puntate, quindi ho anche il piacere di farlo. Tra l'altro parliamo di una realtà che ormai ha una sua storicità. L'Associazione Amici del Presepe di Segusino ormai è attiva da più di 25 anni, sono 26 quest'anno, vero? Associazione magari poi negli anni 2000, però insomma l'attività risale alla fine degli anni 80, giusto? Sì, l'associazione, appunto, il gruppo Amici del Presepe di Segusino nasce nel 1986 per merito del parroco di allora e di un gruppo di amici che si ritrovarono nel periodo prenatalizio per allestire un po', addobbare la chiesa del paese di Segusino. Il presepio piacque molto e da lì in poi ebbe vita una crescita molto, molto veloce del presepio. Nel 2003 il gruppo divenne associazione e oggi il presepio artistico di Segusino conta circa 20.000 visitatori durante il periodo natalizio e si estende su una superficie di circa 100 metri quadrati, allestito in una Segusino degli anni 20-40, quindi quando i nostri nonni erano dei bei giovanotti che giocavano allegri per le strade, diciamo. Ricordaci dove è allestito il presepe principale, quello che realizzate come associazione proprio. Beh, il presepio artistico di Segusino è allestito nell'ex casa del cappellano, quindi vicino alla chiesa parrocchiale di Segusino. Segusino è un piccolo paesino di 2000 abitanti ai confini tra le province di Treviso e Belluno, direi l'ultimo paese a nord della provincia di Treviso. Però rimanete trevigiani. Rimaniamo trevigiani. Non avete chiesto la secessione. Rimaniamo trevigiani e, piccola particolarità, appartiene alla diocesi di Padova. Esatto, quindi esatto. Anche voi siete nel centro, diciamo, insomma, se vogliamo, la patreve alta in questo caso proprio. Ovviamente. E senti Carlo, da quanto sei presidente tu dell'Associazione Amici del Presepio? Beh, io sono presidente da quando è nata l'associazione nel 2003. Abbastanza. Quindi ormai sei un presidente che ha un certo spessore, ormai una certa storia alle spalle. Senti, allora in questi ormai quasi 10 anni di presidenza, che cosa ti ha dato? Ecco, stiamo vedendo anche un po' di immagini che Ruggero ci sta mandando in onda di Segusino intanto, e poi ecco, queste sono immagini del presepe precedente, giusto? Dell'anno scorso, se non sbaglio. Adesso poi parleremo di quello di quest'anno. In questi 10 anni, Carlo, che cosa hai respirato in questa associazione? Beh, allora, riassumerlo in due parole è molto difficile. Ma molto difficile, ti però chiedevo di sforzarti. è una cosa molto entusiasmante. Cioè, vorrei dire intanto chi sono i presepisti, chi sono gli amici del presepio. Gli amici del presepio sono un gruppo di amici che fanno questo per passione, per amicizia. E credo che ci sia uno spirito sotto la base molto, molto forte, cioè l'anima del gruppo è molto forte. Del resto l'allestimento del presepio inizia ogni anno a fine agosto, quindi Caspita, un gruppo di amici si parla che si ritrova almeno 5 mesi di lavoro. almeno 5 mesi di lavoro, diciamo, sul campo.
poi comunque è un impegno che dura tutto l'anno, Certo. perché già a gennaio, quando sei operativo col presepio edizione in corso, stai già facendo i progetti per l'anno successivo. quindi- Questo dello scorso anno che cosa ci raccontava? Come l'avevate ambientato l'anno scorso? L'anno scorso parlava del sapore del sapere. Lì parlava della scuola e del trasmettere l'insegnamento di padre in figlio, di nonno in nipote, quindi parlava delle tradizioni antiche e di non perdere queste tradizioni che a nostro avviso sono molto importanti. E la società d'oggi rischia proprio di perdere queste tradizioni perché è molto mossa dalla freneticità, dal consumismo, quindi bisogna apparire più che essere. purtroppo. Certo, prima di passare all'argomento di quest'anno volevo chiederti Mario, tu Sì. sei uno dei presepisti, Presepisti. ok? si Sono può dire così? l'ultimo acquisto. Uno degli ultimi acquisti, Sì. va bene. Senti, allora raccontaci però concretamente, adesso Carlo ci ha detto ad agosto già si comincia a preparare, però in realtà già a febbraio si è Sì. cominciato a pensarlo, siete sempre operativi tutto l'anno. Siamo sempre quindi. operativi. Però quello che io volevo dire, Sì. volevo focalizzare più che altro la questione del presepio, no? Focalizzarla sulla statuaria antica, no? Sì, Perché ne parlavamo anche prima fuori onda, perché Eh. esiste appunto una realizzazione ex novo per il presepe Sì. dell'anno, però c'è anche Però qualcosa di storico. ci sono anche delle statue che risalgono proprio al 1930, che sono state acquistate proprio qui a Padova, dove siete voi, e sono arrivate a Segusino con il treno, su delle casse una per una impagliate, con la paglia all'interno, Certo, per proteggerle. ed erano state acquistate proprio con le donazioni che venivano fatte dalle persone del paese, con le uova magari o con qualcos'altro, per acquistarle, insomma. Certo, quindi prima ancora che nascesse l'associazione in realtà Sì, c'era sì, questa sì, forte sì. tradizione di, come è un po' in tutte le parrocchie, è vero, però forse era un po' più partecipata, se vogliamo. E queste anche dalla statue, gente. proprio a tutti gli effetti, essendo state realizzate più di 50 anni fa, sono tuttora dei beni culturali proprio a tutti gli effetti. Insomma. Certo, quelle che stiamo vedendo in realtà sono tutte nuove, Quelle sono nuove, realizzate per gli allestimenti, in questo caso appunto dello scorso anno. Tra l'altro vediamo chi concretamente le realizza, sempre voi o le commissionate? Come Sì, funziona? queste statue vengono commissionate e è un certo professionista che si chiama Marcato che attraverso delle foto anche di personaggi Quindi sono tutti personaggi di Segusino. Segusino, Sì, lui riesce a ricostruire i volti, però naturalmente ha bisogno delle foto di vista e di profilo, di facciata e di profilo. No? Certo. E insomma, quindi voi riproponete quello che è proprio uno spaccato paesano in realtà. L'ambientazione del presepio è la Segusino anni 2040. Rimane Noi- sempre la Segusino anni 2040, cioè Rimane sempre la Segusino anni 2040. cambia la tematica, diciamo. Esatto, diciamo che noi il messaggio che vogliamo trasmettere è che Gesù nasce in ogni comunità, in ogni paese, in ogni casa. Quindi il voler ambientare la natività a Segusino è proprio dire questo: Gesù è nato anche a Segusino, ad ogni Natale Gesù dovrebbe nascere in ogni famiglia. Certo. Senti Carlo, a Segusino esiste la Philos, giusto? Una fabbrica di occhiali che risale agli anni 40, esisteva, chiaramente. Quest'anno il tema che avete scelto è proprio quello che parla dei frutti del lavoro, no? Labore fructus. Come siete arrivati a questa scelta e come l'avete quindi poi sviluppata nell'allestimento? Ci sembrava doveroso e anche bello per il paese ricordare appunto quello che è stato il passaggio, uno dei passaggi storici più importanti per il paese di Segusino, quindi passare da un'economia fatta di agricoltura, fatta di vita, di campagna, ad un'economia fatta di industria, fatta di fabbrica, fatta di lavoro. Questo passaggio è venuto nell'immediato dopoguerra, quindi per merito del capitano Guglielmo Zancaner, che fondò appunto una fabbrica di occhiali chiamata Philos, dove gli abitanti di Segusino videro questa migrazione, quindi dal lavoro dei campi verso la fabbrica, quindi verso la realizzazione dell'occhiale. Da lì partì una vera e propria rivoluzione industriale, quindi Segusino vide lo svuotarsi delle stalle, lo svuotarsi dei campi verso l'industria. Ogni famiglia praticamente aveva il suo piccolo laboratorio di occhiali in casa, questa è proprio la particolarità. Quindi attorno a questa fabbrica Philos si creò una specie di indotto, chiamiamolo, dove ogni famiglia viveva appunto sull'occhiale.
Questo era mosso però da uno spirito interno della popolazione molto forte, cioè la passione per il lavoro. Quindi il lavoro che a un certo momento, se ci metti passione, porta dei frutti. Certo. E da qui nasce il titolo Elabore Fructus. Certo. Elabore Fructus tradotto significa dal lavoro i frutti, ed è una frase molto bella, molto indicata alle persone di Segusino, che è stata messa anche nello stemma del comune. Quindi se noi andiamo a guardare nello stemma del comune di Addirittura. Segusino c'è Quindi un invitiamo non solo gli abitanti, che già lo sapranno, insomma, ma chi andrà a vedere il presepe e poi magari farà una passeggiata per il paese a osservare quindi il gonfalone, ad lo osservare il stemma, gonfalone, e esattamente. si trova questa dicitura. Mario, quindi si pensa al tempo. Sì, Io aggiungi volevo pure. intervenire, no? Dicendo questo, sempre riguardo alle statue antiche, no? Magari fare un appello anche Sì. a tutti quei presepisti o persone che hanno delle statue di tale fattura, no? Di non cercare magari di restaurarle, magari rimaneggiandole o dandogli sopra delle porporine, Creando magari dei danni. perché si creano veramente dei Certo. danni. Parlando anche con delle persone competenti, no? Mi hanno fatto capire che una statua del genere, no? È come se tu volessi, magari rimaneggiandola o ridipingendola, no? Mettere un vestito di Dolce Gabbana a George Washington, no? Certo. Bisogna usare proprio i colori adatti, le terre naturali, queste cose qua. Esistono delle tecniche specifiche Sì. per E riportarle ad antico quindi splendore e non affidarle, modificarle. affidarle a chi può... A dei professionisti. Ecco, Ma sì. dove ti nasce questa passione per la statua antica in questo No, caso? il fatto è che anche proviene un po' dai miei studi, perché adesso sono al 3º anno accademico, mi sto laureando a febbraio, spero, diventerò un tecnico del restauro, no? Ah, beh, in bocca al lupo allora, è per speriamo, questo, sì. è un po' la passione anche Una tua persona personale, che affianca poi il restauratore. Certo, ecco. certo. E allora potrai diventare tu magari poi quello che Magari. recupererà Sì. quest'estate. Senti, Carlo, noi stiamo vedendo delle immagini e le avete viste sia dal video, poi ci avete portato anche delle foto di edizioni precedenti. Naturalmente non vi facciamo vedere le immagini del presepe artistico che è stato inaugurato proprio a Natale, giorno fa. esattamente, a martedì. Però che cosa si trova? Ci dai qualche anticipazione? Cosa avete inserito nel presepe? Beh, nel presepe edizione 2012 la scena principale appunto ricollega il tema della manifestazione intera, quindi Elabore Fructus. C'è la ricostruzione di un piccolo laboratorio di occhiali. Bello. C'è proprio la vita com'era allora, quindi la scena proprio del piccolo laboratorio con gli attrezzi poveri di allora, quindi le lime, raschietto. Quello che poi fu il primo passo verso l'industria di Segusino. Penso sia emozionante anche per chi magari c'era, Per chi no? c'era, Per esattamente, chi l'ha per chi vissuta c'era. concretamente, che adesso insomma, avrà una certa età, però rivivere attraverso la vostra rivisitazione e rievocazione nel presepe quella che era la realtà che lui ha vissuto poi umanamente, personalmente. Certamente. Diciamo che anche il messaggio che vogliamo trasmettere è anche un pochettino lanciare un monito, un campanello d'allarme. L'industria oggi sappiamo che è Certo. soggetta, c'è la crisi, quindi la Delocalizzazioni, delocalizzazione, crisi. e purtroppo sta diventando un pericolo ogni giorno sempre maggiore per i nostri giovani. Vogliamo dire anche attenzione, vogliamo dire attenzione con la delocalizzazione, attenzione perché rischiamo che il futuro dei nostri giovani vada perso, non ci sia più futuro per i nostri giovani. Che non ci sia futuro qua, ma che per forza di cose debbano andare all'estero per cercare un futuro anche lavorativo. Ricordando appunto la passione per il lavoro dei nostri genitori, dei nostri nonni, facciamo in modo che questa passione sia trasmessa anche ai nostri giovani e che abbiano possibilità di manifestare, di portare avanti questa tradizione, Certo. questo impegno per il lavoro, questa dedizione per il lavoro. E la storia magari anche E di la una storia. famiglia e di un territorio. Siccome il tempo vola, volevo chiedervi anche gli eventi un po' collaterali, diciamo che si sviluppano attorno al presepe artistico, che è l'attrazione principale. Poi ogni borgo in realtà di Segusino ha realizzato un presepe che quindi si può andare a visitare. Certamente, quindi Segusino non è solo il presepio artistico, ma c'è anche la manifestazione, la scoperta dei presepi e dei borghi di Segusino, il quale è una serie di iniziative, quindi il paese si è fatto partecipe di questa avventura che è il presepio, si è fatto partecipe in ogni borgata.
ogni borgata ha realizzato il suo presepio, il suo allestimento. Ci sono dei percorsi guidati, c'è una mostra che ricollega appunto il tema del presepio Labore Fructus, e c'è l'ospitalità, quindi la persona che viene a Segusino, la peculiarità è proprio questa, trova ospitalità. Viene accompagnata. È un turismo, diciamo, economico, quindi l'alternativa al cinema della domenica, Esatto. l'alternativa al centro commerciale, e proprio per fare in modo che la gente venga a Segusino, non spende niente, praticamente viene accompagnata nei borghi. Ci sono i ragazzi, gli animatori che fanno da accompagnatori, che noi li chiamiamo i nostri angeli, li accompagnano nei borghi a visitare i borghi, li accompagnano a visitare i presepi, li guidano attraverso questo pomeriggio incantato che magari anche trovare a raccontando Segusino. proprio quella che è la storia di un territorio, di un paese che in questo mese e mezzo davvero si offre agli altri, anche come mostra, come teatro permanente in un certo senso. Carlo, noi abbiamo i minuti contati, però tutto questo fino al 3 febbraio, intanto possiamo dirlo. Ricordaci il sito, un po' gli orari, giusto per dare una panoramica, poi magari vi invitiamo ad andare al sito internet appunto per approfondire eventualmente e anche per trovare i contatti se volete andare a visitare. Beh, gli orari sono tutti i pomeriggi fino al 3 febbraio, i giorni festivi è anche il mattino, e segnaliamo tra i vari eventi il giorno 30 dicembre e il giorno 13 gennaio, dove ci sarà appunto più l'animazione, quindi il gruppo animatori che dicevo prima. E tutti gli orari completi e tutta la descrizione completa possiamo trovare nel sito www.presepiosegusino.it. Presepiosegusino.it. Il 30 dicembre e il 13 gennaio c'è però un'animazione un po' più particolare, un po' più corposa, quindi vi invitiamo magari se volete ad andare in quelle 2 giornate, oppure se volete l'intimità della passeggiata e della visita anche negli altri pomeriggi appunto. Grazie Carlo, davvero, buon inizio di anno. Mario, grazie. Grazie a te. Buon lavoro anche per il gran lavoro che fate prima, durante e dopo gli allestimenti del presepe artistico. Vi invitiamo ad andare a Segusino appunto in questi giorni di festa, anche per passare un pomeriggio poetico e alternativo. Però noi abbiamo sempre delle rubriche in queste puntate speciali natalizie, e ora è il momento della cucina, e quindi vi diamo qualche suggerimento per il veglione di Capodanno. E allora con gli antipasti oggi, sempre con i nostri cuochi specializzati, e parleremo di cappone sfilettato in agrodolce, che per chi non sa cucinare come me può essere interessante, un qualche consiglio utile. Grazie ancora e arrivederci. Grazie. Grazie. Continuiamo il nostro menù di Natale con la cottura del cappone. Per ottenere ottima carne, la carne va buttata in acqua bollente e quindi si ottiene ottima carne, il brodo meno buono, però andremo ad usare anche il brodo. In queste ricette useremo tutti gli ingredienti. Per la cottura del cappone ci vorranno almeno 2 ore e mezza, quindi noi avremo già il cappone pronto per la ricetta del cappone sfilettato. Con il brodo del cappone per il secondo piatto faremo una vellutata di vino di montagna con cannella e noce moscata. Prendiamo le fette di pancarré, cerchiamo di togliere la crosta, le tagliamo a dadini, in una casserolina facciamo spumeggiare il burro. Nel frattempo sbattiamo le uova, i rossi d'uovo, rossi d'uovo, è una ricetta per 6 persone.
100 ml di panna, perfetto, sale, quando il brodo sarà spumeggiante, il burro sarà spumeggiante, buttiamo i crostini, li lasciamo un po' insaporire. Nel frattempo un quarto di litro di brodo, perfetto, che passiamo. Scaldiamo il brodo in una pentola, non deve bollire il brodo. Nel frattempo abbiamo preparato panna e uova. Il brodo caldo lo togliamo dal fuoco. Buttiamo l'uovo, spumeggiamo, un goccio di vino, questa ricetta è l'alternativa al consomè classico. L'uovo si rapprenderà leggermente, ma non dovrà impazzire. Perfetto. Nel frattempo i crostini sono caldi. Perfetto. Una presa di cannella, noce moscata, i crostini caldi. Se rimarrà un po' di schiuma, We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing.